Mimmo Campanale con un nuovo progetto qui a Palazzo Beltrami. Di che si tratta e come nasce questa idea soprattutto? Collaborations One è un progetto che nasce per essere suonato live prima della pandemia, poi è avvenuta la pandemia e lo abbiamo ripreso subito dopo e abbiamo deciso di registrare un disco. Però la cosa particolare è che si omaggiano i grandi amici, i grandi musicisti che hanno lavorato con te. Sì. Di solito siamo abituati a omaggiare i grandi musicisti americani. In questo disco ho omaggiato i miei amici, cioè sono brani rivisitati che ho registrato nei loro dischi. Facciamo degli esempi, per esempio? C'è un brano di Nico Stufano che ho registrato nel suo disco nel lontano 2000, Guido Di Leone, Vito Di Modugno, il grande Davide Sant'Orsola. Noi questa sera suoniamo nella corte intitolata al nostro caro amico compianto Davide Sant'Orsola. Un brano di Maurizio Quintavalle. Ci sono anche brani originali miei e anche dei miei amici Domenico Cartago e Camillo Pace. 40 anni di musica, come è cambiato il musicista che è in te in questi 40 anni? Beh, dicono che sia maturato. E a livello di ispirazione musicale che cosa cambia con la maturità? Il cambiamento è quasi quotidiano. Ogni giorno si cambia, ogni giorno lo stesso brano viene suonato in modo diverso, quindi la bellezza del jazz, della musica in generale è proprio questa, che il giorno dopo lo stesso brano viene eseguita in base al nostro anche stato d'animo, no? E quindi se siamo tristi il brano esce triste, se siamo allegri il brano esce un po' più allegro. E invece se potessi incontrare il Mimmo di 40 anni fa, di 20 anni fa, quando era un giovane musicista, alla luce di quello che è accaduto e del percorso musicale, che cosa gli consiglieresti? Cioè sei pentito di qualche scelta che hai fatto oppure no? No, gli consiglierei di rifare lo stesso percorso, perché sono veramente soddisfatto del mio percorso. Ho fatto le cose che ho amato e che continuo ad amare, quindi i vari generi musicali, dal rock al funk, al pop e al jazz ovviamente. Ho amato e amo questi generi e quindi li faccio sempre con passione. Questa è la cosa bella della musica, se la fai con passione. E invece a un giovane di oggi che cosa consigliamo? Un giovane che vuole fare musica e vuole creare musica, si è fatto un po' tutto. Per essere originali bisogna cercare di non essere originali, nel senso che però bisogna magari studiare quello che si è già fatto, no? Sì, dare certo. un occhio al passato è importante oppure no? Certo, le radici sono fondamentali. Se parliamo di jazz non possiamo partire dagli ultimi ascolti, dobbiamo partire dai primi ascolti, anche perché ognuno ha attinto dai primi ascolti. Una playlist che vogliamo consigliare al nostro pubblico magari di musicisti giovani, cioè da assolutamente ascoltare per fare jazz oggi, che cosa non può mancare? Non possono mancare i dischi degli anni 50, quando c'è stato veramente il fermento del jazz, no? Quindi anni 50-60 facciamo qualche nome. Se parliamo di batteristi parliamo di Elvin Jones, di Tony Williams, di Jack DeJohnette e tanti altri, Miles Davis, un noto trombettista, John Coltrane, ma c'è veramente, ce ne sono veramente tanti. Bisogna essere curiosi, però ascoltare la storia della musica, i grandi, e poi ripeto, bisogna amare, bisogna farlo con passione. Se non si fa con passione, anche se un ragazzo si mette lì ad ascoltare, a fare quello che magari posso consigliargli di fare, alla fine se non ha passione non impara niente, non resta nulla di quello che ascolta. E invece il percorso ideale per un jazzista qual è? Di studio ideale, che cosa deve fare? Di studio? Sì. L'ascolto e studiare, poi mettersi in cantina con gli altri e suonare con gli altri. E suonare, questo è importante, suonare, certo, perché sennò... Certo, è una cosa che vedo che in questi ultimi anni si fa sempre meno, cioè si prova in cantina con gli altri, vedo altri giovani insomma che però non si incontrano, esibiscono in pubblico. Si incontrano solo perché c'è un concerto, mentre almeno per quelli della vecchia scuola, noi ci incontravamo solo per stare in cantina, poi magari usciva per sperimentare, sì, per divertirci, per suonare, per fare musica, e quella è la migliore scuola, cioè l'esperienza l'esperienza fatta in cantina, a provare come fanno
Gli americani tutti hanno una cantina dove si incontrano ogni giorno, lo prendono come appuntamento tipo concerto, ci vediamo alle 10, ok, facciamo 2 ore di prova. E invece niente, Senza invece qui in concerto. Italia se non c'è il concerto non si prova, Esatto, quindi sono un e po' questa è una cosa triste. deleteria per Sì, la musica, sì, perché sì, non infatti. si cresce. Infatti si fa solo perché c'è un obiettivo, c'è il concerto che poi ci pagano e poi invece non deve essere così. Invece no, siamo un po' messi male. Sì. Senti, un episodio carino della tua carriera, un dietro le quinte, un episodio carino, ce lo racconti? Dopo 40 anni di carriera, la cosa che ti è rimasta più impressa, qual è stata? La cosa più originale, un Allora, episodio simpatico o un incontro importante della tua carriera? di incontri importanti ce ne sono stati tanti, veramente, Tanti. con musicisti grandi musicisti americani e italiani. Un aneddoto? Allora, no, niente, c'è stato un periodo che mi sono trovato in una settimana a suonare con Stanley Jordan, con Dave Liebman, con Jesse Davis e il giorno dopo un matrimonio. Lì mi sono sentito strano perché ho detto cavolo, cioè sono passato da 4 mostri sacri cioè, anche in matrimonio ci divertiamo, non è quello il problema. Certo. Però mi è sembrata strano il passaggio. Il proprio. passaggio molto veloce. Però sì, quindi infatti. questo è fare il musicista. Sì, innanzitutto fare musica dappertutto. Dappertutto, Giusto, con lo divertirsi, stesso divertimento alla entusiasmo, però può anche capitare questo. Certo, E la persona, il musicista più originale che hai incontrato, qual è? Più originale, più eclettico? Più eclettico, Dave Liebman. E cosa faceva? Perché? Perché con lui, per esempio, ricordo un concerto a Pulsano, fatto a Pulsano Jazz nel lontano 2004. Abbiamo suonato per 2 ore e mezza senza fermarci, cioè energia pura. E io non mi sono stancato, erano passate 2 ore e mezza. E non te ne sei accorto? Non me ne sono accorto. Perché sei stato travolto da Sì, questo, esatto, dalla musica. Esatto. È stato bellissimo. Cioè. E invece un italiano? Un italiano Che ricordi con piacere? Ma ce ne sono tanti. Un italiano che ricordo con piacere, per esempio, è Franco Cerri. Ho suonato con lui, una persona, un signore della musica, della chitarra, della musica jazz italiana, è veramente un gran signore. È stata una bella lezione di vita con lui, anche di musica. Invece se adesso hai un budget illimitato e puoi organizzare un evento veramente da big, con chi ti piacerebbe suonare? Budget illimitato, sogno nel cassetto. Anche di personaggi che non ci sono più? Sì, magari anche di personaggi che non ci sono più. Sì. Di quelli viventi? Di quelli viventi? Un sogno possibile però con il budget illimitato. Beh, un pianista che è vivente ma purtroppo non può suonare più perché ha avuto problemi alle mani, è Keith Jarrett. Sì. Con lui suonerei volentieri. Una parola per definire il suo stile. È un grande, originale, eclettico, sì, unico. Sì, unico. Unico. Si sente subito quando dalle prime stile. note si capisce che è Jarrett. Ecco, quello che mi piace dire è che un musicista vince quando bastano solo 2 note e tu riconosci quel musicista, ha già vinto. Perché ha creato uno stile. Perché ha messo la firma, quindi riconoscere un musicista, un cantante, un batterista, un qualsiasi musicista è importante, se il musicista ci riesce. E invece adesso parliamo del sogno invece realizzabile, magari con un grande del passato. Un grande del passato, sì. Viaggio nel tempo, allora tu in che epoca vai e con chi suoni? Suonerei con Coltrane, con John Coltrane, per esempio. Perché? Oppure con Bill Evans. Sono 2 stili completamente diversi, ma io mi sento così eclettico, abbastanza versatile, no? Perché? Perché Coltrane aveva proprio la forza del jazz, proprio è il massimo che un jazzista può dare. Il contratto che non accetteresti mai? Cioè che tipo di musica o di progetto non accetteresti mai di suonare? C'è qualcosa che diciamo questo tipo no? La musica è bella tutta. È bella tutta. C'è la musica fatta bene, la musica e fatta qual è la musica fatta male? La musica fatta male è quando senti delle note stonate, dei fuoritempo. Quando non c'è la preparazione tecnica. Quando non c'è la preparazione tecnica, quando capisci che chi è sul palco e non dovrebbe essere lì ma dovrebbe essere altrove. Cioè. Quindi tu fai una questione di tecnica, accetti tutto l'importante? No, di tecnica, una di qualità, di istinto personale. Esatto, anche di trasmissione di sentimenti. Cioè noi quando siamo sul palco trasmettiamo. Se per esempio a me piace molto quando il profano, no?
viene da me e dice: io mi sono divertito stasera, non capisco niente, nulla di jazz, di musica, ma mi sono divertito. Questo Vuol dire che è arrivato qualcosa. Più bello, che non quello tecnico, che magari come hai fatto, sei stato fenomenale quando hai fatto per fare quel passaggio, invece va bene, così. va bene quello. Invece dallo spettatore comune dà più sì. entusiasmo, Sì, dà sì, più sì, sì. soddisfazione. Sì, sì, sì. Certo. E grazie mille di essere stato con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto a tutti voi di Dietro le Quinte, grazie. Stefano Messina qui con Novecento, un classico al Teatro 7 di Roma. Sentiamo subito innanzitutto com'è questo protagonista del tuo Novecento. Allora, il protagonista è appunto questo trombettista Tim Tooney che racconta in un lungo flashback questa storia fantastica, incredibile di questo personaggio, direi mitico, perché è un personaggio a metà tra la realtà e la fantasia. Però questa è la forza, secondo me, della letteratura, la forza di questo testo, di questa finzione che ti fa entrare in un mondo fantastico, ma che con delle metafore fortissime sulla vita. Alla fine è un monologo, ma sono poi tanti i personaggi che compaiono e che magari il pubblico immagina. Un'ora e 30 di spettacolo, è difficile raccontare in 1 ora e 30, e come avete fatto a livello musicale scenografico? Come si ravviva un po' questo spauracchio della noia del pubblico? La noia in questo spettacolo non c'è, insomma, a detta del pubblico che vengono a vederlo, anzi, per raccontarvi un aneddoto, più di uno spettatore mi ha detto: ai ringraziamenti non ringraziare solo te, perché quello che io ho visto questa sera, non sei da solo in scena, ci sono tanti personaggi, perché veramente sono tanti che prendono vita, per cui credo che quello che tu dici in realtà già è insito nel testo, nella scrittura, quindi il il segreto è un buon testo. Il segreto è un buon testo, una buona partenza, poi la regia? La regia sicuramente, l'attore, insomma, che l'attore, certo. speriamo di aver dato il massimo, e poi fondamentali sono anche in questo spettacolo le musiche originali del maestro Pino Cangialosi, che secondo me sono le musiche perfette per questo spettacolo. Qual è il pezzo più difficile da interpretare, che magari a una prima lettura è un testo famosissimo, però magari a una prima lettura tu hai detto: beh, in effetti questo punto è difficile? Dici del testo di Novecento, anche perché c'è una bella responsabilità, dal teatro al cinema è molto conosciuto, quindi non si ha un po' di, diciamo, di tensione, di ansia da prestazione quando si affrontano questi tipi di classici? Sì, guarda, la sensazione, devo dire, che non c'è un punto più difficile di un altro. La sensazione che ho sempre provato facendo questo spettacolo è di partire, iniziare e non sapere quasi non sapere dove si arriverà, perché poi è abbastanza lungo questo viaggio, lo chiamo, perché per me come attore è veramente un viaggio, cioè io inizio questo racconto e la fine mi sembra sempre lontanissima, poi arriva sempre presto, però è proprio l'idea di un percorso accidentato, di un percorso pieno di situazioni, di avventure, di personaggi, per cui è veramente un percorso pieno di mille cose, ed è bellissimo percorrerlo, però ecco, dall'inizio alla fine non ha difficoltà, non ci sono momenti più difficili di altri.